Tra il 1927 ed il 1929 Giorgio De Chirico realizzò la serie dei gladiatori per il finanziere Léonce Rosenberg, stimatore di Mussolini come Marinetti e Margherita Scarfatti, musa ed ispiratrice del Duce, e come questi sognava la ricostruzione dell'impero romano con i suoi giochi d'arena. La storia giocò al ricco finanziere ebreo 2 tiri mancini. La sua fortuna andò in fumo con il crollo della borsa del 1929. Lui si rimise al lavoro sino a recuperare parte dei 125 dipinti che possedeva di Fernand Léger, Ernst e, naturalmente, di De Chirico. Non poté goderli per molto tempo, poiché chiuse bottega allo scoppio della guerra e se ne volò a New York, sfuggendo all'occupazione nazista. Morì nel 1947. I gladiatori, invece, godono tuttora ottima salute. Osserviamoli. Sono in attesa del responso dell'imperatore. Dello sconfitto vediamo coscia potente e braccio adolescente lacerato dalla spada. I 2 gruppi si lanciano accuse e maledizioni. Qualcuno nota una somiglianza del volto con quello di un antico mosaico romano? De Chirico a questi si ispirò, come a quelli della Galleria Borghese. Mancano le corde, ma è certo che si combatte a pugni. Volti colpiti si gonfiano, un altro a terra è KO. È documentata la passione per la boxe dell'artista. Il blocco anatomico ci ricorda il combattimento tra Lapiti e Centauri di Michelangelo, la sua prima scultura in marmo, che a sua volta si ispirò ai sarcofagi romani. Questi che all'interno d'una stanza ci guardano, uno biondo riccioluto, sorpreso della nostra audacia in quanto nudo, l'altro con gli occhi tristi, perché ha perso la faccia. In realtà, qui De Chirico ricorda se stesso, i suoi manichini enigmatici, anonimi, che alla lotta preferiscono gli abbracci. Han tolto tutti la maschera, protetti da mura domestiche, persino con cornice in gesso, ma dal soffitto troppo basso. Stan sugli scudi, ovvero su questi s'appoggiano prima di riprendere il combattimento. La stanza è più o meno la stessa, ma la concitazione dei corpi, il groviglio delle membra ci rinvia al giudizio universale del Signorelli del Duomo di Orvieto. Alla fine, nell'arena serge solitario il vincitore. Chi non si sa, per quanto abbia calato l'elmo protettore e si presenti con un costume da bagno pop autoreggente al petto. L'asta nella destra, la mano sinistra su un parallelepipedo di marmo e il piedino da ballerino più che da gladiatore su un cubetto. Ci vuol dir qualcosa, Giorgio? Che forse questo vincitore è androgino? Sarà acclamato? Che l'enigma è una sfida che ci lancia? Noi, battendo il pugno a terra, ci arrendiamo. Così sarà per il sogno del nuovo impero, ormai un fantasma.